Ve lo avevamo preannunciato in locandina. Per me è un momento davvero molto bello perché siamo stati insieme a Palazzo dei Normanni per una importante conferenza. Sì. Evviva maestro. Veloce come neghi. Come? Già sta cosa, già c'è sta cosa. Dobbiamo partire da questa perché Francesco Lama ci sta seguendo, ti saluta. Non lo so chi è. Come non lo sai? Mi devo mettere la cuffia, no. Fai tu sei maestro. Tanto già l'abbiamo svegliato con l'impegno. È già a luna. C'è l'appuntamento alle 11 tassativamente, però ce la facciamo. Che lo finiamo qua? Quando vuoi. Ciao. Che bello, vero? Sono molto contento. No, c'è stato questo evento molto bello. Io finalmente gli ero accanto, avevamo una piccolissima mascotte che era il figlio di Francesco. Sì. E chissà che non gli hai dato un imprinting nella sua vita per iniziare la sua carriera da attore. Papà e mamma si pensa. Ci pensano gli altri. Dai, entriamo in radio. Dopo. Aspetta. Era una piccola sorpresa. Già bruciata. Datemi un secondo così facciamo la presentazione ufficiale, perché per adesso siamo su Facebook ma vogliamo andare anche in FM, quindi 3 secondi e facciamo lo switch. Facciamolo. È finita la canzone alla radio e quindi questo è il momento in cui sia gli amici che ci vedono su Facebook, sia chi ascolta le nostre voci alla radio, switch il passaggio. No, ma sai che ieri mi hanno telefonato quelli per il cambio della luce e mi hanno detto switch, ho detto ma switch che è un fornitore di energia elettrica, quindi può essere tante cose switch. Perché copiamo noi sempre l'inglese? Facciamo il passaggio, il passaggio. Un switch, è così. Ma la voce l'avete riconosciuta, penso che serva un nanosecondo per capire chi è il nostro super ospite. Gaetano Sperandeo. Chi è che ti chiama Gaetano? Io mi chiamo Gaetano. Sì, lo so che ti chiami Gaetano, ma c'è qualcuno? Nessuno, neanche in famiglia, no, qualcuno, niente. Tony da sempre. Gaetano Basile mi chiama Gaetano Sperandeo. Il professore Basile? Il professor Basile, perché stiamo collaborando a un progetto. Ma a proposito di Gaetano, lui ha vinto il premio come migliore attore non protagonista ai Davide Donatello nel 2001 interpretando il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Quindi questo Gaetano ricorrente. Tony, io te la devo fare questa domanda, ma poi dobbiamo ritornare un attimo alla tua voce narrante meravigliosa di questo documentario. Ci vuole la lama, bellissimo. Ma perché ti hanno fatto sempre? C'è la solita domanda che odi e che ti fanno tutti. Te la fanno tutti. E io rispondo in maniera molto azzurro? Io rispondo in una maniera molto filosofica. Se non ci fossero i cattivi, i buoni non esisterebbero. Esatto. Qualcuno la fa, lo faccio io. Esatto. L'importante è non essere cattivo nella vita. Però avevo 50 anni codico. Sì, ma tu hai fatto per 7 anni la squadra e facevi il poliziotto, allora quindi eri un buono. No, ma era un modo. Vuole sdoganare questo falso mito. Era un'esca per parlare di te. Carabiniere, poliziotto, sì, il giudice. Hai fatto il prete. Ho fatto 4 volte il prete. Ho fatto pure. Hai fatto il colonnello nella scorta. Ma c'era un abito di scena fra tutti questi diversi che hai indossato, che quando ti sei vista allo specchio hai detto eppure questo tipo di il saio, l'uniforme era comodo, era molto comodo, fresco. Allora. Senti, io ho preparato 2 clip che faremo vedere nella diretta. Io sono contento di essere a Radio In, perché Radio In è l'emittente più antica che c'è a Palermo. Questo farà piacere al nostro editore. Una delle prime. Io quando cominciai con un'altra emittente, con Giovanni Alamia facevamo Radio Vucciria, però a Radio In ci andavo in via Cusmano e me la ricordo con grande affetto. Una volta che mi avete invitato ho detto sì, ci vado. Poi sto vedendo panorama dal 13° piano. Io mi stai spenniciando, non riesco a vedere casa mia che ha 100 metri. No, ora te lo faccio vedere io dov'è, che mi oriento. No, neanche la mia si vede, però capisco dietro a quale palazzo si trova. Pure io, però volevo vedere il mio balcone. Vabbè, io sono fissato. Vabbè, dimmi. Volevi controllare se avevi chiuso la finestra? Clip che significa? Perché 2 video, 2 video. E per chi chiama il clip? Clip. Io sono una alla pubblicità, un attimo, aspetta un attimo, mi chiamassimo, hai un quesito
lettura, perciò me lo gioco tu. La pubblicità no. Io sono un uomo all'antica. Mi piacciono le cose, però non capisco una cosa, Eliane. Quel detto dice: si stava meglio quando si stava peggio. Riflessione, ma se si stava peggio, come che si stava meglio? È tutto un discorso. Pensateci durante la pubblicità. La voce della tua città. Voglio salutare pubblicamente l'amico e regista messinese Francesco Lama, che mi ha permesso di conoscere Tony in una serata al Palazzo. In una serata al Palazzo dove abbiamo condiviso anche i momenti dell'attesa, e Tony ha avuto anche qualche momento di spazientamento. Dice: qua o iniziamo, perché stiamo aspettando i politici. Quello era il posto. I politici, abbiamo un appuntamento alle 5 e già alle 6. Non l'ho capito, che me ne vado. Vabbè, comunque un saluto a Francesco. Sì, e l'occasione era quella della presentazione del suo documentario, interamente girato con un telefonino nelle città deserte durante il lockdown. E quello che ti colpisce del documentario è questa voce narrante del maestro Sperandeo, perché i silenzi parlano. Esatto. E noi possiamo vedere il contributo video, lo vediamo adesso, subito, così abbiamo il tempo prima di ritornare anche in FM. I silenzi parlano, ragazzi. E ascoltiamo e guardiamo qui. Adesso parlo io. Sì, parlo io. Chi sono? Io sono il silenzio. E io ci sono sempre stato. E che voi non me ne siete mai accorti. Non avete mai avuto cura di me. Adesso ci sono solo io. Ed è difficile sostare dentro di me senza pretendere di superarmi immediatamente. La frenesia della vostra vita non vi fa apprezzare il silenzio, e quando lo incontrate vi sentite a disagio, vi vedete come un'anomalia, come una mostruosa solitudine, come un abbandono insopportabile. Un'inquietudine. Le statue, i monumenti, le piazze, i protagonisti assoluti delle città sole e deserte, parlo con loro, che per centinaia di anni hanno vissuto nel silenzio perfetto. È come quando c'è lo scirocco che vi accalda e aspettate che arrivi presto un dolce leggero venticello. C'è qualcosa di misterioso in questo, che vi affascina e vi terrorizza. Ma tutto cambierà e ritornerà come prima. Perché? Perché Ed eccoci tornati. Voi avete ascoltato Alessandra Moroso con Notti Blues e siete sintonizzati su Radio In, ma sappiate che sulla nostra pagina di Facebook, e questo potete andarlo a recuperare anche dopo la fine della diretta, abbiamo visto un estratto meraviglioso e Ivan, la voce di Tony Sperandeo questa mattina ci guida. Ci guida, e saluto il regista che mi ha mandato adesso un messaggio: vi sto seguendo con tanta gioia, che è Francesco Lama. Abbiamo parlato del Silenzio Perfetto, questo lavoro a memoria, futura memoria di ciò che abbiamo passato. Francesco aveva un'autorizzazione, girava per le città deserte, con il rischio anche di farsi arrestare, però senza mascherina, no, esatto. Non me lo ricordo. Comunque, è passato un po' di tempo. È stata un'operazione geniale. Vabbè, ma Francesco è bravo in queste cose. Siciliano come me, ama la Sicilia e la disegna, la fa vedere in tutti i suoi lavori cinematografici in maniera encomiabile. Senti Tony, il nostro target d'ascolto, ecco, tu non ami gli inglesismi, i nostri ascoltatori sono molti giovani, il nostro pubblico, il nostro target. Sono tanti giovani che vogliono intraprendere la carriera dell'attore. Giovane italiano, giusto? Sì. Sì, sì. A me colpì qualche tempo fa una tua dichiarazione dove citasti Falcone, che diceva tanti anni fa che ben vengano le fiction di mafia. Perché la gente si deve ricordare che questo fenomeno purtroppo c'è e quindi non possiamo dimenticarlo. E tu sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì. Oggi sembra che tutto vada a migliorare, però che ne sappiamo se sotto questo octopus, uso pulpo. No, octopus, l'ha detto lui stavolta. L'ho fatto apposta. mi ha dato il là. Allora io invece volevo, siccome abbiamo pochissimo tempo, Vai. io non è in scaletta, a proposito di mafia, sperando di fare sempre i film di mafia, allora io mi sono immedesimato. Sì, c'è una musica di sottofondo, mi piace. C'è una musica, quella che utilizziamo per le... Io ho scritto un monologo per le su poesie. un mafioso, che purtroppo i mafiosi ci sono, che viene ucciso, proprio quel nanosecondo. Vuoi la musica in cuffia? Quel nanosecondo che Magari passa dalla vita alla morte, lui ripercorre tutta la sua vita di merda che ha condotto. Il monologo fa così, il monologo. Aspetta un secondo che vediamo se riusciamo a creare l'atmosfera. Vabbè. Immortale. Fottuto peccato di presunzione, e non mi rendevo conto che tutto era cambiato l'umore della gente, l'aria che si despedava, il vento che non era più vento, io parlo del vento quello favorenoso, cambiate le chiacchiere, le donne, le mangiate con gli amici, cambiato gli avvocati, cambiato anche il carcere, è diventato un carcere cupo di colpo. Si va avanti per fottere, non per essere fottuto. Dice, ma come è cominciato? Vabbè, quando tu sei in un quartiere donne tutte s'annacano, tu sei nudo mascato con niente e devi stare al passo, ti devi dare da fare. Mi dicevano, Taneno, 200.000 lire, va ammazzare chi? Io pigliavo freddo, mi andavo a semaforo, aspettavo, ci sparava a mucca e poi ce lo portavo bello impacchettato. E così mi cominciava a annacare pure io, ma l'annacarsi ha il valore dell'annacarsi. E quando tu ci sei addenesciuto è come se ti fossi mangiato una bella fetta di carne alla faccia di tutti i coinoti, alla faccia di tutti i coinoti e sbirri, alla faccia di tutti i coinoti e sbirri e tutti quelli che ti vogliono male. E così cresci e guadagni punti e medaglie, però dimentichi una cosa, che prima o dopo poi a bella, l'agguato, tu fanno pure a te. E così è stato. Mi hanno ucciso in un giorno qualsiasi, in una strada qualsiasi, in un orario qualsiasi, ma in una città non qualsiasi. Mi hanno ucciso a Palermo, nella mia città, sotto un cielo carico di nuvole nere ma asciutte. Aveva smesso di piovere e sull'asfalto era rimasta una schiuma d'acqua dove le macchine ogni frenata fanno una specie di lamento. A Palermo è sempre così, lamenti. Le auto della polizia, le sirene, i cristiani che biaccano la voce, andavo tu scannato, meschino, andavo a ammazzare. Una premonizione di morte che non ti abbandona mai. Per me non c'è stato bisogno, sapevo dove andavo a finire. Come avrebbe detto il grande Camilleri, tutto sommato una morte siciliana. Se solo avessi avuto la possibilità di poter pensare, di poter calcolare, come signore che dice? Pentito? Signora, non ho capito niente. Ma quale pentito? Io non ci credo a tutta questa specie di uomini d'onore che a un tratto vedono la luce, vedono Dio e cominciano a fare il nome e cognome e consumare di famiglia. Ma che come? Paura? Io? Mai avuta paura. Però adesso devo ammettere che sono morto di paura anni 80, perché so perfettamente che da un momento all'altro io incontrerò il pubblico ministero divino chiamato Dio e so perfettamente quale sarà la mia pena. Fine pena mai per l'eternità. Ma adesso quello che mi preme è vedere il mio corpo crevellato da pallottole di fango, abbandonato sul selciato di una strada qualsiasi, in un orario qualsiasi, e in una città non qualsiasi. Mi hanno ammazzato a Palermo, nella mia città. Io chiedo scusa ai palermitani onesti che ho infangato con la mia condotta di vita. Immortale, che testa di cazzo che sono stato. Regia, buio per l'eternità. Wow. Vabbè, questa era
per andare a dire è un monito che faccio ai mafiosi, state attenti che c'è Dio che non vi perdona. Ma grazie Tony per questo regalo che ci hai fatto. È veramente un dono. L'ho fatto per Eliana, perché Eliana la conosco da tanti anni. Bene. Non l'ho fatto assolutamente. Hai fatto bene. Andiamo in ma certo. Allora, ma mi conosce, la sa cosa. Vabbè. Senti, ma vogliamo tornare un po' indietro con il tempo, con l'ultimo video. Sono riuscito a scovare un video della piovra. Devi dire Forza Palermo, se no non andiamo avanti. Forza Palermo. Oh, bravo. Che squadra devi tifare? C'è l'Ennese, sta andando bene, mi dicono, è prima in classifica, sì, non lo so. No, non sa neanche in che categoria. La musica. Non segue il calcio, segue il cinema. C'è Bruno Risas per due come noi. Cosa sei andato a pescare? La prima piovra con Michele Placido. La 2. Sì. Che anno è? 1990? No, 1982 mi pare, sì. 84. Così, ma sai che gli americani tramite i canali satellitari della Rai continuano a vederla? Sì, ok, allora l'avevo riservata. No, abbiamo la clip di Netflix. Vabbè. Che voglio dire, poi parliamo della tua collaborazione con Ficarra e Picone. Noi non capiamo parole. Il video. Sei complice? Certo che sono complice con Sperandeo, scherzi. Buon appetito a tutti. A nostri due ospiti e questo sugo speciale di Padre Santissimo. Salute. Che? Non mangiate? No, è che io non amo i carboidrati. Oggi scasserà mica, mangia! Ma ditemi una cosa. Ma non avete assaggiato mai un sugo così? Buono. Eccezionale. Anche se mia mamma ci avrebbe messo un po' meno cipolla, però vabbè. Ma come ti permetti, chef di merda? Calmate, cosa nota? Dovete ringraziare che qua siamo brave persone. Ma si vede. Te, assaggia. Subito. Ti piace? Eccezionale. È primo sano, la mia passione. Buono. Complimenti, sei comportato da uomo. Vabbè, chiunque al mio posto avrebbe ucciso l'amante della moglie. Però ora c'è un problema. Tua moglie potrebbe essere a conoscenza di alcune cosucce che a noi darebbero fastidio. E allora Padre Santissimo ci ha ordinato che tua moglie deve raggiungere il suo ciottolone. Ciottolone. Voi mia moglie non la toccate. La devo uccidere io. L'onore è mio. Tu mi ridai fiducia nel genere umano. Dove sono finiti i valori di una volta? Te lo dico io. In galera. Abbiamo ascoltato Bruno Risas mentre in streaming sulla pagina streaming non lo posso tradurre. Streaming è così. Vabbè, streaming è una no, che cosa è? che vabbè, su internet, quello lo devo lasciare così. Abbiamo visto un estratto di incastrati, anche lì in versione cattivo. Io penso penalty, calcio di rigore, corner, calcio d'angolo. No, io lo chiamo coccio d'ammaro. Scusa, gli inglesi sì, corner non mi posso inventare. Com'è? Un coccio di gambero. Di gambero, coccio d'ammaro. Ok. Calcio d'angolo, coccio d'ammaro. Senti Tony, ma quanto è stata importante la tua mamma nel tuo percorso di crescita? Mia mamma mi ha 98 anni e 6 mesi c'ha. Fantastica. Io però devo dire, che bella pubblicamente, chissà qualche anno fa, non ci vado perché adesso non mi riconosce, però certe volte mi ci metto a lato e ci dico un sacco di cose. Ho incontrato tuo padre, cazzo, ma non avevo 150 anni, solitamente una no, invece lì è contento, niente. E poi, però tu cucini per lei? Sì, ora infatti c'ho l'appuntamento e poi vado a casa, vado a comprare le fregoline con le arance e ce le porto.
E l'altra foto che ho scelto è questa di tua sorella gemella. Io non ce l'ho più, poi certo, te la giriamo, vedi, il nostro regista la manda anche in diretta su Facebook. Invece hai perso quella mi pare che era blu o rosso. Sì. Hai perso il tuo papà a 17 anni per una brutta malattia. Poi mio fratello malato di cuore, poi tu non fumi più. Io non fumo più da 10 anni, sono operato ai polmoni. E invito tutti, perché ci passavo io, ragazzi, grande fumatore. Un giorno mi sono ritrovato, perché mi ero operato i polmoni, ho ripreso a fumare dopo 7 mesi, 3 pacchetti al giorno, giocava online. 3 pacchetti al giorno? E a un tratto mi si bloccò il respiro, prova a fare e non ti esce più il respiro. Ero da solo a casa a Roma, mi tagliavo specchio a sacco, stessa amore. Poi si sturò, dopo un minuto e 15. Però hai rischiato. No, adesso morive. Poi se piano piano, dopo il vizio, dopo 3-4 minuti, ho preso la sigaretta e l'ho riaccesa. Appena ho acceso la sigaretta, il mio corpo avete preso mai la scossa elettrica. Da quel momento non è che sono stato bravo, è il mio corpo. Ti sei spaventato, il tuo corpo si è spaventato totalmente tanto. Appena sento la sigaretta mi sento male. Senti, per chiudere il cerchio... Allora, 10 anni fa. 10 anni fa, sei stato bravissimo fino ad ora. Per chiudere il cerchio sulla tua Però famiglia... speriamo che qualcuno magari ascoltando anche questo trovi la forza e il coraggio per buttare via questo... I tuoi figli meravigliosi, ma il tuo nipotino Samuele... Samuele è a Milano, infatti mia figlia perché ha aperto un bar, io come faccio? Ora dipendo forse con lo street food che andò la prima tappa sono a Mortara, provincia di Pavia, andò 4-5 giorni là. Daniele Priscilla. Daniele, mio genere è Piscilluzza. Giri, dopo aver vissuto tanti anni a Roma, sei tornato, tu sei ormai... No, ma io ogni settimana con questo street food giro tutta l'Italia del Nord, è bellissimo. A che sei a Milano, sei a Bologna, sei a Torino, sei a Verona, sei sul lago di Garda, è bellissimo. E quindi giro, conosco posti incredibili, quindi non è male. È clamoroso perché devo dire la verità, vabbè, sono pagato per questo. Vengono fra venerdì, sabato e domenica da 7-8 mila persone e fare fotografie certe volte. Ma quanto mangi? No, non mangio. No. Ma minuto di odori però. Ragazzini, gente tua coetanea a metà strada, chi è che vuole più bene oggi a Tony quando lo incontra per strada? Chi è che ti fa più prio quando ti incontra? E prio non è inglese. No, prio con piacere. Prio funziona. Io sono di all'antica. Quindi prio si capisce. Io sono un uomo fuori tempo. No, tutti, devo dire anche i giovani. Certo, non tutti che mi riconoscono perché c'è gente che i film non l'ha visto, però... si sono persi un sacco di cose belle nella vita. E poi devo dire, vabbè, io poi ho un pubblico variegato perché parto con le canzoni di Giovanni alla mia Tony Sperandeo che in tutto il mondo hanno queste cassette e poi sono passato al cinema. Ma anche su Spotify le trovi? Come? Anche sulle piattaforme online. Come Spotify? Hai detto? Spotify. Pubblicità. No, ti volevo dire anche su io sono una grande fan delle vostre canzoni. Vabbè. Quindi ma che bella scampagnata, andiamo a fare settimana a portare una poco di mangiare. Ti mangi tu ganci, non fare finta con competition e poi ti mangi. Ti ho visto che allungavi mano e stava parlando, non ti fermava, tu ti fotteva e poi ti amo, poi vivi e ti strammini e cominci a sparlare pure a mia. Una panza avevi vinto 28, prego. Ti sei messo a piangere come un bambino quando tu vivi alla fine ti sacacci. Ciao ragazzi, sono stato felice di essere venuto qui a Radio In dopo tanti anni. Viva Palermo, ma soprattutto viva Palermo e viva il Palermo. Grande Tony, ma tu lo sai che questa cantata qui c'è tipo, sono emozionatissima io. È la cosa più bella del mondo. È stato un piacere immenso averlo con noi, lo lasciamo ai suoi impegni. Il mio amico dalla regia dice pubblicità, te mi sa la canzone per niente. Grande Tony Sperandeo, grazie. Ciao ragazzi. I consigli di Radio In. Oggi